Nuova flotta regionale per il gruppo FS per il Veneto, i treni supermoderni, eccolo l'elettrotreno nuovo di zecca denominato Pop, che solo a guardarlo apre la mente, fa pensare di essere addirittura all'estero. La Regione del Veneto ha deciso di investire moltissimo negli ultimi anni, soprattutto anche su tutta la tratta ferroviaria, ma anche sulla nostra zona, la zona del Bassanese. Abbiamo fatto il restyling della stazione dei treni di Bassano, abbiamo elettrificato la Bassano Campo San Piero e adesso la novità di questi giorni è che da settembre ci sarà una nuova tratta Vicenza-Bassano. La nuova tratta permetterà così finalmente di collegare le due importanti città, raggiungibili solo su gomma per quanto riguarda adesso il trasporto pubblico. Nuovi collegamenti, progettazioni, ma soprattutto comodità per i pendolari del Veneto. Abbiamo voluto anche investire su nuovi mezzi. Qui alle spalle abbiamo uno dei nuovi treni che sono sulle nostre tratte, quindi grandi investimenti per tutto il territorio veneto, ma soprattutto anche per il Bassanese.